La stampa ha dato grande risalto alle risultanze degli studi che il CNR sta compiendo da anni sull'arretramento spondale del canale Malamocco-Marghera dei Petroli. Ricerche che si sommano a molte altre precedenti sulla grave erosione del bacino centrale della laguna. Erosione ascritta senza ombra di dubbio al canale dei Petroli e al traffico navale che vi si svolge. Il fenomeno della demolizione della morfologia lagunare a causa del canale è noto da decenni, tant'è che una revisione del canale stesso fu prevista ma mai attuata dal piano generale degli interventi, dal piano morfologico della laguna del Magistrato alle Acque del 1992 e confermata nel 2003 con un voto unanime della Commissione di salvaguardia. Le mobilitazioni cittadine contro il canale erano cominciate ben prima. Al momento della sua inaugurazione nel 1969, i giovani del fronte Italia Nostra e i pescatori di Pellestrina bloccarono la prima petroliera che vi stava per transitare. Il canale dei Petroli è stata la battaglia di una vita del nostro vecchio presidente Pino Rosasalva. Su è sicuramente questo manifesto del 1979 in cui Italia Nostra chiedeva le stesse cose che chiede ora a distanza di 40 anni. Se si fosse operato in questo senso sin dalla prima legge speciale, il disastro della laguna non sarebbe tale. L'evidenza del velocissimo arretramento delle sponde documentata dal CNR pochi mesi fa avrebbe dovuto finalmente portare, almeno così si illudevano in molti, a un ripensamento sull'attuosità del canale stesso. E invece tali studi hanno avuto un esito diametralmente opposto. Anziché restaurare la laguna ripristinando il carattere morfologico e funzionale dato di flussi canalizzati come previsto dal piano morfologico e dal voto della salvaguardia, si sono invece ancora una volta progettate lunghe sequenze ininterrotte di palancole scogliere che non sono opere di dissipazione del moto ondoso, come si dice, ma all'opposto causano ad ogni passaggio di nave onde riflesse con effetti demolitivi. Non sta a me parlarvi di questo progetto e di come invece si potrebbe altrimenti operare, ma gli esperti che parleranno dopo. Vorrei invece vedere brevemente la questione sotto un altro aspetto. Da anni mi occupo di storia della laguna e ho frequentato spesso proprio l'area di gronda delle casse di Colmata. A riprova di quanto dimostrato, se ce ne fosse bisogno, dagli studi del CNR, vi faccio vedere due immagini del 1980. Sono le fondazioni del monastero di San Leonardo di Fossamala, che viene scoperto dalle onde e dal risucchio delle onde al passaggio di una grande nave. Vai nella seconda. Ecco, quelle sono le absidi, si vedono poco, forse non abbiamo un puntatore. Quelle sono le absidi, eccole lì, sì, quelle lì, vedi. Le absidi intercluse nel muro di fondo rettilineo della piccola fondazione medievale. E alla fine degli anni 60 del secolo scorso, fra i materiali scavati per realizzare il canale dei Petroli e depositati lungo il margine verso terra, si rinvenano ossa umane messe in relazione con l'antico sito monasteriale medievale di San Leonardo, noto attraverso i documenti e le cronache, ma sepolto da secoli. Le onde generate dalle navi che transitavano avevano eroso l'argine e il livello sottostante, mettendo in luce le fondazioni. Ernesto Canali, ispettore onorario della soprintendenza, raccontava che il risucchio provocato dal passaggio di una nave cargo, e non erano le mega navi cargo di questi giorni, scopriva le fondazioni e consentiva a lui di fotografare le strutture. Poi di corsa correva sull'argine per salvarsi dall'onda di ritorno. La stessa forza d'urto del moto ondoso che aveva scoperto le fondazioni mi procurò la sparizione. Ho visto con i miei occhi nel 1988 la possente soglia monolite della chiesa che al momento della scoperta era in situ, spiaggiata dalle forze delle onde a circa 66 metri dal sito originario.
Il tragitto del canale dei Petroli ha tagliato in due l'insediamento monastico e ha anche tranciato di netto tutta un'articolata frangia lagunare che si era preservata nei secoli e che si può tuttora ricostruire in dettaglio grazie alle sentenze della magistratura del Piovego, istituita nel 1282 e antecedente per alcuni aspetti dei Savi ed esecutori delle acque del 1501 e del Collegio delle acque del 505, a loro volta precursori del novecentesco magistrato alle acque. Nella cartografia storica sono ancora raffigurati rivi, canali, acque citate dalle sentenze del Piovego. Una parte importante della storia di Venezia, la cultura delle acque e l'economia che vi fiorì, è ancora ben visibile e intatta, oltre il bordo del canale dei Petroli, nelle casse di Colmata che per fortuna non sono state totalmente colmate e imbonite, contrariamente a come appare nella carta idrografica della Laguna Venta del 1975, che è questa. Vedete quelle rettangoli bianchi? Sono le casse di Colmata, ma come vediamo nelle foto aeree attuali, vai nella prossima, ecco, quelle sono le casse di Colmata. Ci sono ancora i rivi citati nei documenti medievali. Distinguiamo molti rivi da avanti, compreso i tagli, che sono alcune di queste sono le deviazioni del Brenta della fine del 400. Ma ora vai avanti. Ora la fitta trama della storia, vai ancora avanti, scusa. Ecco, questi sono quei rivi verso la laguna, sono quei rivi che vediamo ancora oltre le case di Colmata. Vai avanti, vai avanti ancora. Queste sono le ricostruzioni, ma tutti quei rivi hanno un nome e cognome e sono citati appunto dalle sentenze medievali. Questa fitta trama della storia, che non è stata completamente sepolta dai materiali di scavo del canale all'epoca della sua realizzazione, rischia nuovamente, dal momento che si pensa di poter allocare i fanghi dei nuovi scavi proprio nelle aree ancora solcate dai canali medievali, che hanno una loro dignità. E ricordiamo che la tutela di questi elementi, comprese le casse di Colmata, non è un vagheggiamento di visioneisti, ma è previsto dal Galassino del 1985, di modo che possiamo dire che la laguna non è solo un bene ambientale, ma anche un bene culturale e storico. Le sentenze del Piovego, che recuperavano al comune beni lagunari usurpati da privati, non solo consentono di ricostruire la laguna del passato e anche la storia di quei territori che sono dentro le case di Colmata, ma spiegano anche la longevità della laguna e dello Stato stesso. L'operato della magistratura conferma infatti quanto già si è messo in luce nella storia veneziana, segnata, come scrive Gerardo Ortalli, da un forte senso dello Stato che è sempre riuscito a prevalere sull'interesse dei singoli. A distanza di oltre 700 anni siamo chiamati ancora a far valere gli interessi di tutti su quelli di alcuni. E non si tratta di sacrificare il porto e i suoi interessi legittimi, ma di contemperare quelli con gli interessi di tutti, che sono di tutela e restauro morfologico della laguna. Gli esperti che parleranno adesso, in particolare Lorenzo Bonovito, sostengono che è ancora possibile. Certo, cancellando questo ed altri progetti distruttivi, come ad esempio l'idrovia, che vomiterebbe in laguna sedimenti ed acque molto inquinanti.